Buongiorno, sono Riccardo De Gobbi, direttore della sezione Agroambiente e vi parlerò della misura 1 del programma di sviluppo rurale. La misura 1 sostiene la realizzazione di corsi di formazione rivolti agli imprenditori agricoli, ai coadiuvanti, ai partecipi familiari, ai detentori di superfici forestali, ai dipendenti agricoli e forestali. I corsi possono essere realizzati in presenza dell'allievo, sia in aula come in campagna, oppure a distanza, in questo caso si parla di e-learning. Oggetto del finanziamento risultano in primo luogo i corsi che l'agricoltore deve frequentare per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Facciamo alcuni esempi. I corsi rivolti ai giovani che intendono effettuare il primo insediamento, i corsi per l'iscrizione all'elenco delle fattorie sociali, i corsi finalizzati all'avvio dell'attività agrituristica oppure i corsi per l'acquisizione della qualifica di IAP, imprenditore agricolo professionale. Verranno altresì finanziati i corsi necessari alla realizzazione di progetti integrati di filiera, nonché i corsi collegati ai progetti di cooperazione, quali ad esempio i progetti integrati agroambientali oppure i progetti per lo sviluppo delle filiere corte. L'attività formativa verrà realizzata dagli organismi di formazione che potranno avvalersi per corsi di carattere collettivo di un finanziamento che raggiunge il 100% della spesa sostenuta. Verranno premiati i progetti contraddistinti da un miglior livello qualitativo, con una più ampia ricaduta a livello di territorio, con una maggiore attenzione alle tematiche ritenute prioritarie dall'amministrazione regionale. A titolo esemplificativo verrà attribuita priorità ai progetti che dimostrino professionalità ed esperienza dei docenti e dei tutor, che consegnino agli allievi materiale didattico adeguato, che utilizzino modalità e-learning, che prevedano visite didattiche o viaggi di studio con spese a carico dell'organismo di formazione o degli allievi. Il controllo amministrativo dell'attività verrà svolto dall'organismo pagatore regionale AVEPA. La misura 1 sostiene altresì anche attività di carattere dimostrativo ed azioni di informazione destinate non solo alle imprese agricole, ma aperte anche ad altri addetti, tecnici e operatori, sia pubblici come privati, del settore agricolo, forestale, alimentare e dello sviluppo rurale. Le attività dimostrative, in particolare, potranno svolgersi presso aziende agricole, centri di ricerca, aree dimostrative e prevedere prove pratiche per verificare direttamente in campo la validità tecnica ed economica delle innovazioni proposte. Le attività dimostrative e le azioni di informazione potranno essere realizzate dalla Regione o dagli organismi di formazione. Per maggiori informazioni rimando ai bandi che verranno pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto, al sito istituzionale sempre della Regione del Veneto, nonché al portale piave.veneto.it.